C'è attesa a Venezia per l'arrivo del primo ministro cinese Li Keqiang. In queste immagini, immortalato nel giorno della nomina nel 2013. Domani a Venezia verrà inaugurato l'anno turistico 2018 Europa-Cina, una nuova via della seta che interesserà il territorio, considerato il protocollo che mira a portare nuovi visitatori non soltanto nei grandi centri ma soprattutto nei borghi. E tra le guide venete si propone la prima applicazione in Italia in grado di integrare i mezzi pubblici regionali. Brevi o lunghi tragitti non importa, fondamentale sarà piuttosto la velocità della risposta dell'applicazione e la possibilità di viaggiare poi più semplicemente. Per l'occasione l'app parlerà anche il cinese per un progetto di respiro internazionale, sottolinea il direttore di Comservizi Veneto. Già anche la Malesia, ieri ci è arrivata una comunicazione che ci chiede di andare lì per il sistema del trasporto malesiano, ma domani sono in un roadshow europeo perché questa applicazione parte dal Veneto ma andrà per tutta l'Italia e tutto il mondo. Ancora Asia, insomma, come possibile espansione, un progetto che guarda lontano e che parte da lontano, come racconta il docente universitario Fabio Carrera, che ha seguito l'evoluzione di da A a B partendo dal Nuovo Messico. Poi l'app è stata sviluppata in parte a Silicon Valley, in parte a Boston e poi abbiamo trasferito tutto a Venezia, adesso il team di sviluppo è totalmente veneto. E c'è un valore aggiunto che il team Veneto ha portato. Certo, perché conoscendo anche la realtà locale ci sono tante piccole cose da correggere, da dire a Google di correggere, perché tante cose non dipendono neanche da noi, quindi siamo noi che presidiamo un po' il territorio per assicurarci che tutte le località siano scritte giuste, eccetera, eccetera, e quindi sicuramente è un lavoro che con la pressione locale funziona meglio. Il cuore batte in Veneto, chi materialmente l'ha sviluppata, questa applicazione è cresciuto nel territorio e la startup Serendipity ha presentato con orgoglio la sua giovanissima squadra, innovazione come biglietto da visita, idee per la mobilità da esportare e l'attesa per l'arrivo di nuovi visitatori, ripagata da un trasporto pubblico che può fare rete, facendo risaltare le eccellenze del territorio.